È stato ricordato sabato scorso la figura dell'onorevole Gaetano Trincanato con una manifestazione organizzata dall'Associazione Ex Parlamentari Regionali. Sono intervenuti il presidente dell'Associazione Ex Parlamentari Rino La Placa, ha condotto la serata il professore Pasquale Amel. Tra gli altri interventi quello di Enzo Di Natale, dell'onorevole Roberto Di Mauro, dell'onorevole Angelo Capodecasa, del regista Michele Guardì, di Gaspare Agnello e del giornalista Paolo Cilona. Il ministro degli esteri, l'onorevole Angelino Alfano, ha concluso la serata. È stata una conoscenza fin dalla gioventù, anzi direi dalla infanzia per fatto familiare, perché era il leader di mio papà ed è stato un rapporto che mi ha fatto molto capire che cosa vuol dire fare politica avendo a che fare con il territorio e come si può conciliare la tutela degli interessi del territorio con visioni generali. Io ricordo le sue battaglie a favore degli artigiani, ricordo la sua battaglia al tempo stesso per la elezione diretta dei sindaci, così come quella per la riforma dei regolamenti parlamentari, una fede e un impegno che era devozione alla politica. Ecco, io credo che quel senso che viene fuori dal suo impegno politico è da raccontare essenzialmente come il grande impegno di una persona che ha vissuto la politica come vocazione e che anche nella fatica e talvolta per alcune circostanze che gli sono capitate nel dolore della politica non ha mai perso la passione per il servizio che è incluso nel fare politica e che ne rappresenta poi l'essenza. Un fare politica diverso di altri tempi che oggi chiaramente è sconosciuto ai tanti. È il fare politica del giorno dopo il giorno sul territorio, ascoltando e avendo in mente un'idea che tutto sommato purtroppo non è un'idea che adesso passa in Serie B, cioè l'idea della povertà come primario momento dell'impegno politico al servizio di chi è rimasto indietro. Ebbi raccontato quando ero ragazzino e cominciai a frequentarlo di una rivista che era proprio quasi di assalto alla povertà e alla miseria come idea di fondo di un gruppo dirigente all'epoca giovane della Democrazia Cristiana del dopoguerra che cominciò a impegnarsi nel primo decennio dopo il dopoguerra per realizzare un riscatto sociale di questa terra. Tante cose sono state fatte, altre rimangono da fare. Quel che resta come messaggio di fondo è l'impegno di chi ha creduto che il fare politica non fosse servire se stesso ma servire il popolo e il territorio. È un po' il suo programma politico anche, il suo progetto, la sua idea che continua, diciamo, anche nell'insegnamento di Trincanato. Io mi sono sempre impegnato per Agrigento, anche nella fatica dell'averlo riconosciuto questo mio impegno per Agrigento, eppure alcune cose continuano a verificarsi, anche di recente la palestra polivalente di Piazzale Ugo La Malfa, da me finanziata con un'accelerazione forte mentre ero Ministro dell'Interno, cioè è il senso di un impegno che non abbandona il territorio, non abbandona la propria comunità, neanche se si svolgono incarichi di livello nazionale. Ecco, io credo che ci vorrebbe forse ancora di più questo messaggio, cioè che fare politica significa servire il proprio territorio innanzitutto.